che deve accettare Sì. la sconfitta, cioè tu come te la Come volevo la chiedere. leggo? Allora, la Eh, leggo che evidentemente Papa Bergoglio ha visto l'agenda Q. Vedendo l'agenda Q, dopo eh, i reali, c'è lui. Già lui ha dovuto dichiarare che si mm, dimetterà da vescovo emerito, quindi ha detto non mi ammazzate, fatemi dimettere da vescovo, non da papa emerito, da vescovo emerito. vescovo. E praticamente, poiché lui ha capito bene dove sta andando il mondo, sta iniziando a dire qua bisogna trovare la pace, altrimenti qui ci fanno fuori, ci Per mettono quello. sotto. Perché qua non si tratta più di andare a requisire l'oro del Vaticano, cosa che è già stata fatta nel 2020. Qui si tratta che l'apparato di potere e la potenza dei gesuiti della Chiesa Cattolica potrebbe essere distrutta, così come sta avvenendo con la più giovane monarchia dei britannici rispetto al Vaticano, intendo. Quindi anche un'istituzione che ha 2000 anni, così come alcune profezie hanno detto, potrebbe non superare il 2100, ma forse neanche il 2050, ma Mm. forse neanche il 2030. Potrebbe esserci una distruzione della Chiesa, dato Infatti il che Vaticano, cioè, ha preso una posizione, cioè ben precisa, ha perché preso una posizione, praticamente si dice nella vulgata popolare e geopolitica intelligente, direbbe ha calato le braghe.